Formazione significa anche e soprattutto preparazione. Preparazione al mondo del lavoro, e in questo l'ente di formazione professionale Irigem continua a essere all'avanguardia e a raccogliere importanti riconoscimenti, come in occasione del contest Talenti al Lavoro, promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con Veneto Lavoro. L'obiettivo del progetto era avvicinare appunto scuola e lavoro, accrescendo negli studenti le competenze per navigare nel mercato del lavoro in modo sicuro ed efficace, e il primo passo in questa direzione è quello di saper presentare se stessi, a cominciare dal proprio curriculum vitae. Qui gli studenti di Irigem si sono distinti, meritandosi il premio individuale nel contest e una menzione speciale. Il progetto prevedeva principalmente la creazione di un CV cartaceo, quindi proprio del classico CV cartaceo. Poi ho fatto anche un sito web, ovviamente semplice, che andava a spiegare tutto il mio percorso formativo e anche lavorativo. È stato fatto inoltre un video. Già la scuola, da quando siamo entrati in prima, ci prepara già benissimo, a mio parere, sul mondo del lavoro. Un percorso di preparazione che ha visto Irigem integrare l'attività scolastica con vere e proprie lezioni insieme a chi è già protagonista del mondo imprenditoriale, come nel caso dell'incontro con Roberto Milani e la responsabile delle risorse umane, Giulia Sbalchiero, sull'importanza di sapersi presentare nel mondo del lavoro. Cercare lavoro è un lavoro di per sé. Quindi abbiamo dato alcune informazioni anche su come scrivere un CV correttamente, su come presentarlo alle aziende, e abbiamo dato alcune 17 piccoli consigli su come affrontare un colloquio. Un consiglio su tutti? Essere sinceri ma con un po' di furbizia, quindi sapere mostrarsi quello che si è, non costruire castelli che poi comunque vengono scoperti. E un consiglio su tutti, ecco, simpatico, che abbiamo dato loro, è presentarsi da soli e non con mamma e papà.